E la nostra edizione 2015 di Fruit Logistica comincia. E comincia da dove? Beh, comincia dal Veneto, dalla nostra regione. Siamo all'interno dello spazio espositivo di Oppo Veneto, l'organizzazione dei produttori ortofrutticoli del Veneto. Accanto a me diamo il benvenuto al direttore Francesco Arrigoni. Allora, direttore, è un piacere rivedersi anche quest'anno qui a Berlino e devo dire che insomma Oppo Veneto è stata una delle aziende che ha intuito quanto fosse importante essere presenti qui a Berlino. È stata un'azienda pioniera nel capire quanto l'organizzazione della produzione sia importante e quanto la logistica abbia un ruolo fondamentale. Noi facciamo un po' la nostra leva di marketing, il fatto di garantire un prodotto fresco appena raccolto nei mercati più e portarlo nei mercati più importanti nel tempo più veloce possibile. Infatti qualche anno fa parlavamo di Veneto Orto d'Europa, perché il Veneto è un po' vicino al centro dell'Europa e produce una gamma ampissima di prodotti ortofrutticoli. Noi infatti possiamo vedere che possiamo garantire la fornitura dei principali ortaggi che vengono consumati in tutta Europa. Allora, sappiamo che il prodotto, forse quello più riconosciuto, più di punta, ovviamente sono i radicchi, i magnifici 5, no? Sono stati chiamati, però qui davanti all'interno di questa brochure che raccoglie appunto tutta la vasta gamma di prodotti che Oppo Veneto commercializza, beh davvero è una vasta gamma assolutamente completa. Sì, il radicchio è stato sicuramente il nostro ponte per conquistare nuovi mercati, soprattutto il radicchio di Treviso Tardivo perché non era conosciuto, però al giorno d'oggi dobbiamo presentarci con una serie di prodotti, con un pacchetto, una gamma molto più ampia e quindi ecco che abbiamo aggiunto, ci siamo specializzati in altri prodotti. Beh, le insalate eravamo già presenti in modo importante, però abbiamo lasciato spazio anche ai nostri soci diretti che quindi abbiamo qui dentro in modo che possono presentarsi con noi e fare una squadra unita per affrontare questo mercato moderno. Vediamo i funghi, le insalatine, il topinambur che è un prodotto innovativo e anche gli altri prodotti insomma, che vengono anche da fuori Veneto insomma, perché diciamo, siamo conosciuti come prodotto anche italiano. Italian Freshness, vedo questo slogan, possiamo chiamarlo così, che un po' riassume, come dire, l'obiettivo, no, di Oppo Veneto. Sì, il nostro concetto è quello di essere un'azienda anche di servizio, sia per l'ingrosso sia per il catering e poter portare un prodotto fresco appena raccolto al consumatore finale. Qui in Germania e in generale un po' nei mercati esteri di vostro riferimento, c'è una consapevolezza del concetto di biodiversità che Oppo Veneto sta cercando di far capire al consumatore? Quanto è importante che un prodotto di qualità sia coltivato in un ambiente di qualità? Diciamo che tutte le grandi catene del centro Europa hanno un'alta sensibilità al tema ambientale. È chiaro che la biodiversità è un concetto nuovo perché loro possono dialogare con il consumatore. Noi abbiamo preparato questo strumento, questa certificazione perché siano loro dopo a poter utilizzare come modo di confronto con i loro clienti. Insomma. Grazie a Francesco Arrigoni, direttore di Oppo Veneto, dell'organizzazione dei produttori ortofrutticoli del Veneto. Abbiamo parlato di radicchio. A proposito di questo, adesso vi facciamo vedere un servizio che Claudio De Stefani ha realizzato al ristorante Miron. Vediamo il cocco radicchio.